la prima vittima del virus nella Marca, l'esplosione del focolaio in geriatria a Treviso. Il direttore Benazzi: ci trovammo a decidere se chiudere o meno l'ospedale Cafoncello. La movida e le polemiche tra scienziati, la trattativa sui confini regionali, la questione elezioni. Stasera alle 21:10 Luca Zaia, ospite a Ring. I carabinieri del NAS sequestrano la casa di riposo Home Claudia Augusta di Casale sul Sile. Il provvedimento dopo l'accertamento dei carabinieri: non c'era l'autorizzazione all'esercizio. Drammatico incidente nel pomeriggio a Ponte di Piave, pensionato cade dal terzo piano della sua abitazione, l'uomo portato d'urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Ieri aveva travolto a Castelfranco un 70enne con la sua auto, lasciandolo in gravi condizioni scappando. Oggi la polizia stradale ha individuato il responsabile, è un 57enne della zona. Ufficialmente era nullatenente, la finanza gli sequestra case, terreni e 740.000 euro. Nei guai un imprenditore trevigiano che non versava i contributi. Lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa di Salvino Marsura, uno dei più noti artisti trevigiani, allievo di Tony Benetton. Mercoledì invece i funerali di Carlo Durante. Musica per ripartire, l'idea del comune di Mogliano nel giorno del mercato, un concerto improvvisato sul tetto del municipio dedicato ai cittadini e agli ambulanti. Buonasera, ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Continuiamo a darvi numeri confortanti per quanto riguarda l'andamento del contagio rispetto a questa mattina. Nelle ultime 12 ore c'è soltanto un nuovo caso positivo in tutto il Veneto, dunque davvero il trend si sta abbassando. Un nuovo caso positivo, ci sono 3 casi in accertamento per quanto riguarda il comune di Venezia, ma nel trevigiano non sono stati riscontrati casi. Nelle ultime 12 ore si sono verificati 3 decessi in tutto il Veneto, nessun paziente è deceduto invece negli ospedali della Marca trevigiana. Ed esattamente 3 mesi fa morì all'ospedale di Treviso la professoressa Luciana Mangiò e la Marca è precipitata nell'incubo dell'epidemia. A ripercorrere questi 3 mesi è il direttore generale Francesco Benazzi che ci racconta: ci siamo ritrovati costretti a decidere se chiudere o meno l'ospedale Cafoncello. 25 febbraio 2020 all'ospedale Cafoncello muore Luciana Mangiò e nella Marca inizia l'incubo coronavirus. Sono passati 3 mesi, ma sembra un'eternità, 3 mesi nei quali la vita di tutti noi è cambiata e probabilmente non sarà più la stessa. 3 mesi di paura e di dolore, 323 morti, oltre 2650 positivi, centinaia di persone ricoverate. Il 25 febbraio si scopre il primo grande focolaio del Covid-19 ed è dentro l'ospedale, nel reparto geriatria. A ricordare quei momenti drammatici il direttore generale dell'ULSS 2 che si è trovato di fronte ad una decisione senza precedenti. Per me, soprattutto il primo mese, partendo dal 25 di febbraio, è stato un incubo, perché dovevamo decidere insieme ai miei collaboratori se, visto che si era creato questo focolaio in geriatria, chiudere l'ospedale di Treviso o non chiudere l'ospedale di Treviso. Solo ora apprendiamo che venne seriamente presa in considerazione la possibilità di chiudere l'intero ospedale. Poi si scelse di isolare la geriatria. Il resto è cronaca di questi mesi. Sono stati momenti difficili, le devo dire, sia perché ovviamente ci sono stati dei decessi, delle persone che ci hanno lasciato e sono vicinissimo alle famiglie, ma anche per i nostri operatori confinati ovviamente all'interno della geriatria. Ha dovuto lavorare stando isolati, stando dentro, e tanti operatori si sono ammalati perché hanno preso il Covid. Il contagio che si allarga, mesi di lavoro incessante, le sale operatorie trasformate in terapie intensive, il dramma di chi muore senza il conforto di una persona cara, gli occhi dei medici ed infermieri che diventano l'unico e spesso l'ultimo contatto umano. Credo che quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in scienza e coscienza e utilizzando al meglio le nostre professionalità. L'impatto con il virus è stato devastante sotto tutti i punti di vista. Ora si ricomincia a sperare, ma l'errore più grande, avvisano i sanitari riferendosi alla movida e agli assembramenti degli ultimi giorni, è quello di credere che l'epidemia sia finita, perché ora la lotta al virus deve passare dagli ospedali alla responsabilità di ognuno di noi. Utilizzate, tra virgolette, queste regole come un atto d'amore verso gli altri, verso i vostri amici, verso i vostri fratelli, verso la vostra mamma, papà, nonno, nonni. Cioè non pensatele come delle restrizioni, ma come un atto d'amore verso gli altri.
I carabinieri del NAS di Treviso hanno sequestrato la casa di riposo Home Claudia Augusta, siamo a Casale sul Sile. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, Marco Biaggetti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha recepito integralmente gli esiti dell'attività di indagine svolta dai militari che avevano accertato il mancato rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a residenza per anziani. L'accertamento era stato effettuato nel corso dell'ispezione del 20 dicembre scorso ed era stata documentata la presenza di 35 anziani tra i 69 e i 99 anni, 33 dei quali non autosufficienti, del certificato prevenzione incendi e l'omessa comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. L'immobile è stato affidato in custodia al sindaco di Casale sul Sile, che tramite i dipendenti dei servizi sociali e le competenti USL dovrà ora provvedere alla ricollocazione di 29 anziani tuttora alloggiati. Torniamo a parlare di Covid, sono molteplici i fronti di ricerca in questo momento e oggi a fare il punto della situazione nella sede della Protezione Civile di Marghera è intervenuta la dottoressa Evelina Tacconelli dell'Università di Verona, consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Regione del Veneto. Cerchiamo di portare la terapia a casa del paziente il più presto possibile, questo è lo studio ARCO, dove tra i farmaci che andiamo a somministrare in maniera randomizzata, controllata, approvato AIFA, c'è anche l'Avigan di cui parlava il Presidente Zaia, che comincerà già da domani, comincerà dall'azienda ospedaliera di Verona e dalla USL 9, ha un disegno che ci permette di capire subito se funziona o non funziona, per cui ovviamente includeremo tutte le altre aziende il più presto possibile nel nostro protocollo. Il Veneto in prima linea nella ricerca di terapie per la cura del Covid-19. Evelina Tacconelli, ordinario di malattie infettive e tropicali all'Università di Verona, ospite del Presidente Zaia nella sede della Protezione Civile Regionale di Marghera, fa il punto sulla sperimentazione di farmaci per curare il coronavirus. Farmaci diversi a seconda della fase della malattia, iniziale, intermedia o avanzata. Per esempio lo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che coordiniamo come Università di Verona, che si chiama Solidarity, è proprio uno studio che ci dà la possibilità di trattare con questi antivirali, tra cui è incluso il Remdesivir, forse il farmaco che in questo momento ha delle aspettative più alte, più anche è incluso in questo pacchetto l'interferone. Questo tipo di farmaci noi li somministriamo soprattutto ai pazienti in una prima fase della malattia. Consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, già docente all'Università di Harvard e direttrice dell'unità di ricerca clinica dell'Università di Tübingen, Tacconelli si augura non arrivi una seconda ondata di coronavirus, ma una risposta su questo la si potrà avere solo a partire dal 14 giugno. Un terzo filone di ricerca in Veneto è legato ad uno studio innovativo che ha un solo paragone negli Stati Uniti. Unisce per la prima volta un antivirale come il Remdesivir con gli immunomodulatori, quindi con farmaci, per capirsi, quelli che si utilizzano per alcuni si utilizzano per l'artrite reumatoide o per altre patologie reumatologiche, in cui noi combattiamo il virus e contemporaneamente abbassiamo le difese dell'organismo per evitare che ci sia una iperreazione. Troppo rischioso puntare sui mondiali di sci di Cortina a febbraio 2021, meglio rinviarli al 2022. Nella conferenza stampa a Marghera oggi è uscita anche questa notizia, la decisione verrà presa il 1° di luglio. Per non rischiare e anche per valorizzare fino in fondo il lavoro di tantissime persone, è giusto che ci sia il pubblico. La situazione che a noi sembra meno rischiosa è rappresentata dal fatto di ottenere il permesso di spostarli al 2022. Ha atteso l'ufficialità della notizia data dal presidente del CONI Malagò, il governatore Zaia, per commentare la richiesta di spostare i mondiali di sci di Cortina da febbraio 2021 a marzo 2022. L'incertezza sull'andamento dell'epidemia ed il rischio di una manifestazione monca, magari senza pubblico, hanno portato alla decisione di chiedere il rinvio che viene visto dal presidente del Veneto come un'opportunità. Questo non vi nego che ci creerebbe una congiuntura astrale positiva rispetto alle Olimpiadi del 2026. E rispetto a un incastro internazionale. Ora si attende di sapere se la richiesta della federazione verrà accolta. Confido nella collaborazione dei nostri compagni di viaggio a livello internazionale, perché poi capite che c'è tutta una serie di incastri con la Francia, con altri paesi, però sarebbe un bel segnale.
Non è una sconfitta, è la volontà di investire bene. Peraltro siamo a buon punto con i lavori sarebbero, diciamo, perfetti a questo punto del 2022, però che nessuno si azzardi a dire che vengono spostati i mondiali perché siamo in ritardo con i lavori, altra roba. È una scelta proprio, diciamo, ragionata. Una scelta, quella di chiedere il rinvio, supportata anche dalla relazione della dottoressa Russo, vertice della direzione prevenzione della Regione del Veneto, sui rischi sanitari. Il rischio di reinfezione ci potrebbe essere, lo dice anche l'OMS, per cui lei ha messo anche nero su bianco per la comunità internazionale che per la sanità del Veneto il rischio è reale. Dopodiché se il virus sparisce e come è arrivato se ne va e non si fa più vedere, noi siamo tutti felici, però abbiamo l'obbligo di dire anche che la preoccupazione c'è per il prossimo inverno, autunno-inverno 2020-2021. Zaia si è poi soffermato sulla movida selvaggia contro la quale la Regione ha realizzato anche uno spot e sull'ipotesi governativa degli assistenti civici contro gli assembramenti. Per me è una sconfitta, no? C'è una sconfitta dal punto di vista sociale, cioè pensare che devi mandare qualcuno a controllare perché qualcuno si indossi la mascherina che è come un farmaco salvavita, vuol dire che c'è un problema culturale. E su questo rinvio che, come detto, sul quale verrà presa la decisione il 1° luglio, la Germania si è già detta contraria. In una nota lo ha detto il presidente della federazione tedesca di sci, che ha detto: penso che sia un'idea sbagliata, ci sarà una tensione così forte sui giochi olimpici del febbraio 2022 che un campionato mondiale subito dopo avrebbe poco senso. Dunque è già arrivata la contrarietà da parte della Germania. Apriamo adesso la pagina della cronaca, perché un 66enne di Ponte di Piave ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere caduto dal 3° piano della sua abitazione. Questo pomeriggio la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. È stato immediato l'intervento del SUEM che con l'elicottero ha trasportato l'uomo all'ospedale. E poi dobbiamo darvi notizia di una maxi evasione fiscale che è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Vittorio Veneto. Sentiamo. Ufficialmente nulla tenente, ma la finanza gli ha sequestrato 7 fabbricati, 3 terreni e disponibilità finanziarie per 740.000 euro. Un bel tesoretto per un imprenditore del Vittoriese, titolare di un'azienda metalmeccanica. L'indagine delle Fiamme Gialle ha permesso di accertare che da tempo l'uomo, amministratore unico della società, non versava le ritenute sui redditi dei dipendenti. È stato segnalato alla procura e il GIP ha concesso il sequestro di beni mobili, denaro, titoli e quote, tutti invisibili. L'imprenditore infatti era riuscito a risultare nullatenente trasferendo solo formalmente le proprietà immobiliari a un prestanome, mentre i canoni delle locazioni finivano sui conti correnti di un'agenzia d'affari compiacente che glieli riversava. Un meccanismo complesso la cui falla è stata scoperta dalla finanza, impegnata anche in tempi di emergenza coronavirus nel contrasto all'evasione fiscale, da sempre piaga della Marca e del Veneto. È stato individuato dalla polizia stradale il pirata della strada che ieri pomeriggio alla guida di un furgone ha investito, ferendolo gravemente, un 78enne sulla Postumia. Siamo a Castelfranco. Gli agenti sono riusciti a risalire all'investitore grazie allo specchietto retrovisore del mezzo staccatosi nell'incidente e rinvenuto dai poliziotti. L'uomo, che dopo aver travolto l'anziano si è dato alla fuga senza prestare soccorso, è un 57enne residente nella Castellana. È stato denunciato. Il 78enne investito è stato trasferito all'ospedale di Treviso, dove è tuttora ricoverato in terapia intensiva. Ed ora torniamo a parlare di coronavirus. Oggi in tutta Italia al via i test sierologici finanziati dal Ministero e parallelamente la stessa cosa sta accadendo anche nel piccolo comune di Monastier. Ma vediamo in che misura. Mi ha chiamato il comune per fare questo test. Io ho accettato, benissimo. Mai avuto sintomi, mai avuto niente, no. Ma sono venuta a farlo lo stesso perché è giusto. È meglio sapere per la protezione propria e anche degli altri, insomma. Test sierologici per tutta la popolazione. A Monastier questa mattina sono iniziati gli screening, cui un membro per famiglia si è sottoposto dopo espressa chiamata del comune. Un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione che insieme alla Casa di Cura Giovanni XXIII ha finanziato il costo dell'intera operazione. Si prega di indossare una maschera. Temperatura corporea normale.
All'ingresso uno speciale dispositivo effettuava il rilevamento in entrata, un termoscanner. Le porte si aprivano solo per le persone che passavano il primo test. Un sistema di rilevamento unico nel suo genere, poi il vero e proprio screening. Noi facciamo un test su prelievo del sangue. Si è visto infatti che la processazione del campione fino ad ottenere il siero e quindi la successiva analisi risulta molto più precisa che su sangue capillare. Hanno aderito alla chiamata 1100 nuclei familiari su circa 1600. Qualcuno è rimasto un po' restio perché insomma la posizione è stata quella, è meglio che non sappia, quindi chiaramente si rispettano tutte questa è un'opportunità, ma si rispettano tutti i pensieri. Uno studio epidemiologico iniziato proprio nel giorno in cui anche nel resto d'Italia sono partiti i test sierologici. 150.000 su 60 milioni di abitanti, ma in questo caso il rapporto sulla popolazione è di 1 su 4, con una sensibilità del test del 98%. La sensibilità per quanto riguarda questo test è intorno al 90%, che equivale alla sensibilità di 2 tamponi consecutivi. Ci sarà un macrodato che sarà interessante per capire se il virus si è mosso all'interno della nostra comunità e come si è sviluppato, insomma. E dal via la maxi campagna vaccinale per 15.000 ragazzi, quindi dai test sierologici passiamo direttamente ai vaccini. Guardate che cosa è accaduto questa mattina al Palaverde. Dopo lo screening sierologico per le categorie a rischio, tocca ai ragazzi con la maxi campagna di vaccinazione rimasta indietro a causa della pandemia. Ampi spazi che hanno ridotto drasticamente i tempi e contemporaneamente permesso di rispettare le norme sul distanziamento. Oggi è stata la volta del Palaverde. 15.000 ragazzi dai 12 ai 14 anni. In poco più di 4 settimane saranno interamente garantite le vaccinazioni HPV, il richiamo difterite, tetano per tosse e polio e la vaccinazione contro il meningococco. Questa attività qui viene ripetuta nella stessa maniera a Conegliano, alle Zoppa Sarena e a Montebelluna al Pala Mazzalovo nelle prossime settimane. Terminata questa attività vedremo come fare. Può darsi che nel mese di settembre faremo la campagna di vaccinazione delle persone di 65 anni, sempre in palestra. Nelle 3 strutture saranno attivi complessivamente oltre 50 operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, supportati dalla Protezione Civile e dalla SUEM 118. La Polizia Locale dei comuni di Villorba, Montebelluna e Conegliano ha garantito la regolare viabilità. Sarà ricordato come una delle grandi operazioni di sanità pubblica condotta nel Tempio dello Sport trevigiano. È stato un bel match perché abbiamo dovuto organizzare velocemente in maniera diversa dal solito e in maniera che tutta la gente potesse avere un servizio veloce senza creare tanto assemblamento delle persone, perché così dobbiamo lavorare per il Covid e contemporaneamente lavorare per il Covid nell'altra sede. Appuntamenti via mail e ingressi scaglionati ogni 5 minuti, così in tempo di Covid le palestre potranno essere un degno sostituto degli ambulatori. Ci stavamo pensando proprio di organizzarla anche per i 65 anni, in quanto dobbiamo chiamare anche tutte le persone, come ogni anno, di 65 anni di età. Pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo insieme con le notizie. Tessitura Monti SPA in amministrazione straordinaria ha ottenuto parere favorevole da parte dell'Istituto Superiore della Sanità per classificazione a dispositivo medico per le proprie mascherine lavabili. L'approvazione da parte dell'Istituto Superiore della Sanità permette di produrre e commercializzare le mascherine in 100% cotone quali mascherine chirurgiche tipo 2. L'approvazione ne consente l'utilizzo anche in ambienti di assistenza sanitaria, dimostrando così l'efficacia e il valore del prodotto. Ne siamo orgogliosi e questo risultato è davvero stato raggiunto da pochissime aziende del settore tessile. Così ha affermato il commissario straordinario Fabio Pettinato, il quale aggiunge che l'azienda ha convertito una parte dei processi con l'obiettivo di rispondere alle nuove esigenze della popolazione. Nuove riaperture oggi sono partiti molti questa mattina sulla scia degli allentamenti. Tra gli impianti nuovamente frequentabili ci sono le piscine. Andiamo a vedere quali sono le condizioni. Noi siamo andati a quelli trevigiani di Monigo.
Il tuffo benaugurante della medaglia d'oro Barbara Pozzobon ha riaperto questa mattina le attività alle piscine comunali di Treviso. Qui la paura del contagio non ha scoraggiato gli appassionati del nuoto. Siamo soddisfatti perché vediamo che le persone hanno recepito il segnale, vengono con attenzione, con tutte quante le cautele previste. Per chi dice che o pensa che a venire in piscina sia un po' più pericoloso per il contagio? Gli impianti natatori da sempre hanno regole stringenti dal punto di vista igienico-sanitario, piani di autocontrollo rigorosi, controllati costantemente. Per l'emergenza coronavirus sono stati implementati con alcune disposizioni aggiuntive. Anche qui igienizzanti ovunque, percorsi obbligati a misurazione della temperatura e per la mascherina sciogliamo con un sorriso ogni possibile dubbio. Ma è vero che per nuotare in piscina bisogna portare la mascherina? No, assolutamente, viene portata fino a bordo piscina e poi ci si butta in acqua senza. Battute a parte, anche qui c'è voglia di normalità e se sotto il profilo sanitario l'orizzonte è chiaro, ben più incerto risulta quello economico. Le tariffe sono rimaste invariate per gli utenti. I problemi di maggiori costi li abbiamo in questo momento noi come società sportive, gestori di impianti, ma siamo qui nella speranza di poter avere una trattativa con le amministrazioni comunali, con gli enti locali per rivedere le condizioni economiche. Un tuffo alla piscina scoperta. Sì, da lunedì riapre anche questa piscina, è un modo per tornare alla normalità rispettando tutte le regole. Dalle piscine alle palestre con nuove regole e nuovi spazi, andiamo a vedere. Buongiorno, addominali con la mascherina? Addominali con la mascherina, anche sì, diciamo durante l'attività è possibile toglierla, poi l'importante è metterla quando ci spostiamo all'interno della palestra. E sembra messa proprio quasi a mo' di peso la mascherina sull'addome, un peso necessario anche in palestra nel primo giorno di riapertura dopo oltre 2 mesi di fermo causa contagio. Qui le possibilità di contatto sono tra le più alte e per questo i protocolli sono ancora più stringenti e a seconda di spazi e macchine ogni palestra ha cercato le soluzioni più opportune. La sanificazione come anche il distanziamento sociale sono 2 diktat molto severi imposti dal governo e di conseguenza anche la disposizione delle varie macchine è stata proprio calibrata e misurata al centimetro per rispettare il distanziamento sociale. Qualora questo non fosse stato possibile, come nel caso di alcune che noi chiamiamo isole di macchine isotoniche, abbiamo messo appositi separé tra una macchina e l'altra proprio per garantire al cliente di essere sicuro. Ecco. Regole che impongono, come si vede, ai preparatori di abbinare ai consigli panno e bottiglietta di igienizzante. Quindi ogni volta che uno adopera una macchina poi alla fine deve essere sanificata? Assolutamente, non solo. Ogni macchina, ogni singolo attrezzo, inteso proprio come tappetino, come manubrio, come elastico, come qualsiasi cosa, ma anche magari quei contenitori tipo cassette di sicurezza, armadietti eccetera che la gente normalmente utilizza per riporre i propri oggetti. Regole precise su scarpe, spogliatoie, docce e soprattutto attrezzi che hanno portato ad un deciso ridimensionamento delle presenze. In una sala di 400 metri quadri come questa noi abbiamo messo un limite di massimo 20 persone. Anche qui, come per tutte le altre imprese, la vera sfida è non essere schiacciati dalle spese. E come davanti ad un bilanciere l'imperativo è sempre lo stesso. Bisogna stringere i denti e cercare di far ripartire la macchina il meglio possibile. Ecco. Saranno celebrati mercoledì mattina alle ore 11 nella chiesa di Guarda, siamo a Montebelluna, i funerali di Carlo Durante, campione paralimpico morto domenica mattina a causa di un malore mentre percorreva in tandem la panoramica del Montello insieme ad un amico. L'uomo, 73 anni, maratoneta conosciuto in tutta Italia per i suoi traguardi, oro alle Paralimpiadi di Barcellona nel 92, argento ad Atlanta, bronzo a Sydney, campione italiano dal 1990 al 2004 su tutte le distanze lunghe, è stato insignito più volte della medaglia d'oro al valore sportivo. Uscire con lui significava fatica assicurata per le eccellenti medie mantenute, ma anche sano divertimento perché battute ironiche e barzellette circolavano di continuo sopra il telaio della bici, così lo ricorda il gruppo ciclistico Olang e il presidente Angelo Pasqualin, che ha dichiarato una vita intera dedicata allo sport. Proprio in sella al suo tandem ha trascorso i suoi ultimi momenti. Lo ricordiamo per la sua positività, la sua gioia di vivere che trasmetteva a tutti noi.
Ed è mancato all'età di 81 anni l'artista scultore trevigiano Salvino Marsura. Sua è la scultura che troviamo in piazza Trentin. Per anni ebbe una galleria d'arte in piazza San Leonardo. Il suo ricordo nel video di Paolo Cecchetto. Io mantengo sempre sui colori, perché l'uomo, se è colorato, sa, fa qualcosa. Se è senza colori, non è più no, diventa una bestia, diventa. L'ultima intervista è realizzata a Salvino Marsura per confezionare un omaggio a lui dedicato per i suoi 80 anni. Il maestro trevigiano ripreso tra le sue sculture nella villa Officina di Vaglio di Roncade, cui un airone nato dalle sue mani indica la strada proprio lungo la Treviso Mare. Una figura gentile, esile, indipendente, che Treviso ha potuto conoscere grazie al laboratorio di piazza San Leonardo, in cui oltre alle sue opere Marsura ospitava anche quelle di artisti emergenti. Impossibile non riconoscere il suo tratto, sorprendersi di fronte alla naturalezza con cui sapeva trasformare, plasmare la vita quotidiana in forme e colori. Maestro del ferro, ma anche del colore, artista umile ma capace di dare vita ad esuberanti creazioni. Ironico e innovatore, Marsura aveva lavorato con Tony Benetton. Da lui aveva imparato l'arte di lavorare i metalli. Il suo è un lungo percorso costellato di riconoscimenti personali, nazionali e internazionali. Scultore e artigiano, per Marsura le arti avevano pari dignità. I trevigiani lo ricorderanno ogni volta che attraverseranno piazza Trentin, dove si trova l'opera d'arte chiamata Grattacieli dell'anno 7000. Nei titoli delle sue opere tutto l'estro di questo grande maestro trevigiano, che amava la materia tanto quanto il colore e sapeva far diventare l'uno l'anima per l'altra. È mancato all'età di 81 anni, maestro d'arte per 60 anni. Simone stava a parlare di colore e invece anche dopo. Perché? Perché il colore non è essere più bravi che altri. Il colore ti fa qualcosa di diverso. Andiamo a Mogliano, una piacevole sorpresa questa mattina nel lunedì di mercato per allietare operatori ed avventori. L'amministrazione ha deciso di organizzare una jam session live con vari artisti moglianesi per rispettare al pieno le disposizioni del distanziamento sociale, delle norme igieniche e sanitarie. Lo ha fatto sul tetto. 6 formazioni divise su 2 balconi ad esibirsi: Benito Madonna Barbone, Michele Costantini, Isabella Scala, Cinga, Alessandro Gabanotto, Giampaolo Todaro, il duo Francesco Barbato, Ricky Bizzarro. Una spinta alla ripartenza per la città. C'è musica quando mi sveglio e sento che respiro. Un nuovo giorno nasce, che colori avrà? Vorrei incontrare il mondo come fa un bambino che vive intensamente tutto ciò che fa. Non hanno più risposte, salgono sulla torre, l'altezza non fa più paura. Svegliatevi. Svegliatevi col cuore felice. Adesso andiamo a Belluno per le notizie. Troppo alto il timore per il ritorno della pandemia, ribadisce il sindaco di Cortina. Preoccupato è il presidente della provincia Roberto Badrin, che però dice: adesso acceleriamo sulle infrastrutture, torniamo sul caso dei mondiali di sci. E non è uno stop, ma è solamente rimandare per riuscire ad offrire un mondiale migliore con tutte le garanzie di sicurezza. Ovviamente su questo avremo poi
la risposta nella giornata di oggi. Slittano di un anno i mondiali di sci alpino 2021 a Cortina e sembra una maledizione vista la lunga attesa che ne ha preceduto l'assegnazione. Sfumate le finali di Coppa del Mondo in programma lo scorso marzo nel pieno della pandemia, ora gli occhi e l'impegno di tutti erano puntati sull'evento iridato dell'anno prossimo. L'annuncio è arrivato ieri sera, che tempo che fa, e a dare la notizia è stato il numero 1 del CONI Giovanni Malagò, che ha parlato di una scelta sofferta ma indifferibile. Veniva già contemplata questa possibilità all'interno di un possibile rinvio, che è chiaro è un problema, nel senso che avverrebbe nel 2022 appena dopo le Olimpiadi, quindi non vorrei che ci fosse un po' una perdita di interesse. Questa è la mia unica grande preoccupazione. Il virus perciò costringe a una scelta che avrà ripercussioni economiche, senza pensare al Tour de Force cui saranno sottoposti gli atleti in campo nel 2022, subito dopo le Olimpiadi di Pechino, che si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio. Cortina, rassicura il primo cittadino, ha puntato sui grandi eventi e questo rinvio deve essere colto come un'opportunità. È anche l'occasione per mettere e sistemare tutta una serie di infrastrutture che il nostro territorio da tempo necessita. A partire dalle infrastrutture viarie, il rinvio dell'appuntamento mondiale dà una mano all'iter delle opere in cantiere che mai si sarebbero potute concludere per il 2021. È dunque uno stop che rasserena gli animi istituzionali, meno, molto meno, quello degli operatori economici che l'anno prossimo potrebbero restare totalmente a bocca asciutta. La FIS ha comunicato il calendario della Coppa del Mondo, ovviamente escludendo Cortina da qualsiasi tipo di gara, perché ospitavamo i mondiali a febbraio, quindi mi auguro che, non so, se ci possa essere una revisione, anzi auspico che ci sia una revisione del calendario, che possano essere inserite delle gare a Cortina. L'ideale sarebbe disputare le finali di Coppa del Mondo, che però sono già state assegnate a Lanzerai in Svizzera, e perciò l'auspicio è che a febbraio Cortina possa ospitare almeno una sorta di premondiale e qualche gara in più rispetto alla Libera e al Super G, che di solito sono inserite nel calendario dello sci femminile. Esce dal carcere, ruba un'automobile e 2 biciclette elettriche. L'uomo è un pregiudicato 50 anni, è stato arrestato. Era uscito dal carcere il 14 maggio scorso, 5 giorni esatti dopo i cancelli di Baldenic si sono nuovamente aperti per uno straniero di 50 anni arrestato in flagranza di furto grazie a un'operazione fulminea condotta dalle volanti della questura di Belluno. Il neodirigente Federico Farris. Questa attività portata brillantemente a compimento dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico costituisce una prima risposta all'importanza dell'implementazione dell'organico dell'UPG-SP, implementazione che va a rafforzare ulteriormente quella che è non solo l'attività di prevenzione e quindi di controllo del territorio, ma anche un rafforzamento dell'azione repressiva, come quella che appunto abbiamo visto in campo con questo importante arresto. Mancano 10 minuti alle 16 del 19 maggio, quando una coppia, dopo aver allertato il 113, si presenta in questura per denunciare il furto di una Panda e di 2 bici elettriche custoditi nel garage della loro casa in via Maier, nel quartiere di Baldenic. L'allerta è già scattata e dalla sala operativa sono partite le ricerche con l'inserimento della targa dell'auto nel sistema collegato con la videosorveglianza cittadina. Il successo per le indagini è praticamente istantaneo. Le telecamere intercettano la Panda in via Vittorio Veneto all'altezza dell'incrocio con via Mondin. Bloccate le possibili vie di fuga. L'auto viene fermata alla rotonda di Nogaré. A bordo, oltre alle bici, anche un palmare rubato dal furgone di uno spedizioniere lo stesso giorno. Questa azione repressiva abbastanza tempestiva è stata anche frutto dell'importante sistema di videosorveglianza cittadina e di lettura delle targhe e dei transiti, sistema che va a supporto non solo di quella che poi è la sicurezza urbana, ma anche a supporto di quelle che sono le forze di polizia. Il cinquantenne, con una sfilza di precedenti anche gravi dopo gli accertamenti di rito, è stato portato in carcere. Il GIP del Tribunale di Belluno ha convalidato l'ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla PM Roberta Gallego. Sono ancora senza esito le ricerche di Carlo Manfroi, il 63enne di Cencenighe di Agortino, che era uscito sabato per una passeggiata come d'abitudine, non è più rientrato. L'uomo era partito assieme al suo cane dalla sua abitazione a Chenè in mattinata, da dove in una decina di minuti di sterrata si raggiungono i sentieri sotto il Monte Pelsa. Quando alle 13:30 però il cane è ritornato da solo, la moglie ha atteso invano il marito. L'allarme al 118 ha mobilitato una settantina di soccorritori. I vigili del fuoco
Marco hanno bonificato i corsi d'acqua. L'elicottero della Finanza di Bolzano con a bordo personale del soccorso alpino di Agordo ha sorvolato a lungo l'area. Una decina le unità cinofile tra soccorso alpino, Guardia di Finanza e Associazione Nazionale dei Carabinieri, 3 cani molecolari dall'Alpe Verienne. Carlo Manfroi, che è alto 1,80 m circa ed è di corporatura longilinea, indossava pantaloncini corti color carta da zucchero, una giacca azzurra, scarpe da ginnastica bianche. Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare i carabinieri. Siamo alla rubrica dedicata ai nostri bambini. Oggi vi facciamo vedere i video di Davide e Arianna da Casale sul Sile. Continuate a mandarci i vostri video per la rubrica Bimbi in TV, vi chiediamo di mandarci via WhatsApp dei video al numero 351 17 55 340, brevi video possibilmente con il telefono in orizzontale, storie, giochi e passatempo dei nostri bambini che potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti noi. Questa sera Ring con super ospite Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, e poi ci sarà anche Roberto Papetti, il direttore del Gazzettino, Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico del Veneto, l'onorevole Roger De Menech per il Partito Democratico e Flavio Pinton del Movimento 5 Stelle, Mario Conte, sindaco di Treviso, e Arturo Lorenzoni, candidato governatore dell'area democratica. Vi lascio alle previsioni del tempo, è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, non mancate all'ultimo appuntamento con l'edizione straordinaria Dopo di noi, arrivederci. Bentrovati al Meteo. Il nostro territorio è ancora interessato da una circolazione anticiclonica. Anche martedì 26 maggio sarà dunque all'insegna del bel tempo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata contrassegnata dalla presenza del sole un po' dappertutto. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Sulle zone prealpine e pedemontane nel pomeriggio sarà possibile qualche locale annuvolamento, ma senza piogge degne di nota. Temperature in linea con la media del periodo, minime fino a 14 gradi, massime tra i 21 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento su tutte le province della regione, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime invece tra i 22 e i 24 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà simile con bel tempo prevalente, salvo per isolati acquazzoni sui settori alpini di confine, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime invece sui 25-26 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.